Alla fiera di Pordenone è tornato Sammo Expo, che è la manifestazione dedicata alla subfornitura metalmeccanica, una manifestazione internazionale che vede anche in questa edizione una presenza fortissima di Confrazionato Imprese Veneto, con un'area espositiva con 39 aziende socie che espongono in collaborazione con Venix Promex e con la Regione del Veneto. Una iniziativa che vede anche l'Istituto Veneto per il Lavoro per la Formazione, quindi il contatto tra imprese e loro futuri dipendenti, e anche il Digital Innovation Hub, che è la struttura veneta legata a Confartigianato che si occupa di digitalizzazione e anche della robotica e di tutte le innovazioni della meccanica. Una manifestazione che si esprime nella presenza di decine di migliaia di visitatori e che punta a far aprire le piccole imprese al mondo non solo degli ordini italiani, ma anche delle imprese internazionali, soprattutto in un momento in cui le crisi internazionali stanno facendo battere un po' in testa il settore, quindi farsi vedere, essere presenti insieme è sicuramente un valore aggiunto che va sottolineato. Presidente, siamo tornati a Sammo Expo con una esposizione straordinaria quest'anno. Sì, quest'anno siamo riusciti a riempire quasi un padiglione intero grazie anche alla collaborazione di Venix Promex, quindi della Regione Veneto. Siamo 39 imprese che si rimettono nel mercato e fanno vedere la voglia di fare impresa come Regione Veneto proprio all'interno di questo comparto e questa fiera importante che è Sammo Expo. 900 metri quadrati, grandissima esposizione. E come sta andando? Perché il mercato, ci sono delle crisi internazionali. Sì, ci sono due guerre, la crisi del canale di Suez che stanno influenzando negativamente il mercato, però vedo che comunque c'è ancora frenesia da parte delle nostre imprese che hanno voglia comunque di investire e continuare ad andare avanti, perché noi siamo imprese resilienti, imprenditori resilienti, di conseguenza c'è voglia di fare e la presenza di 39 imprese all'interno di un padiglione come questo segna che la volontà nostra di fare imprese in Italia c'è. Sicuramente le difficoltà sono tante, però siamo molto propensi a aumentare i nostri volumi di business, quindi fare nuovi investimenti e nuove assunzioni. E diciamo che la nostra area dimostra comunque anche la volontà di proporsi anche come fornitori per partner esteri, perché questa fiera, ricordiamoci che è una fiera internazionale. E poi, non a caso, siete con Confartigianato Imprese Veneto, quindi grande stand, iniziative, avete fatto 11 speech nel corso dei 3 giorni, c'è Digital Innovation Hub insieme, quindi è tutto un sistema che si muove. Sì, è un sistema, io devo dirvi la verità, lo porto anche in palmo di mano a livello nazionale, perché all'interno di quest'area si crea un vero e proprio cluster dove dimostriamo che le imprese hanno bisogno della formazione, quindi c'è presente l'IVL, l'Istituto Veneto del Lavoro, c'è la presenza della Regione Veneto che supporta il nostro progetto, c'è il rapporto continuo e costante con le scuole. Fatto sta che proprio ieri molte delle scuole con cui noi imprenditori collaboriamo sono venuti a trovarci sia i docenti che gli studenti, e questo fa vedere che siamo un vero e proprio cluster che permette sia alle aziende di crescere e di investire anche sul territorio. Siete venuti per la prima volta a Sammo Expo, ma non come singole imprese, ma avete fatto un gruppo di 5 aziende che collaborate già tra voi e avete deciso di fare uno stand assieme. Sì, praticamente da un'idea di aggregazione siamo riusciti in pochi mesi ad associarci velocemente, condividere delle idee, dei progetti, e abbiamo creduto nella possibilità di venire qui con Confartigianato. Ci hanno concesso uno spazio ampio e, come dire, condiviso, dove abbiamo trovato opportunità di incontro, di scambio di idee anche con altre aziende. Mi sembra un buon risultato per piccole aziende come noi, in piccole realtà come le nostre. Il gruppo era già nato in modo informale, già aziende che collaborano per vari motivi. Io credo che questo qua sia stato solo un incentivo a renderci più partecipi alle iniziative che ognuno prenderà nella nostra associazione. Infatti fare le fiere è sempre una cosa positiva, perché si vede l'andamento del mercato, perché comunque si trovano dei contatti per quanto poco, e comunque è sempre una cosa che dà fiducia anche per poter essere presenti e poter sperare in un futuro che sia migliore di quello attuale in pratica.
Siamo con Claudio Franchin, titolare di una stampaggio lamiera minuterie metalliche, quindi una classica azienda di subfornitura meccanica della Regione Veneto, socio di Confartigianato. Le crisi internazionali ormai ogni settimana c'è una nuova, in particolare 2 guerre, ma soprattutto adesso anche la crisi del Mar Rosso che impedisce di far arrivare i meccanici. Come sta andando il mercato e che cosa vede lei attraverso gli occhi di una fiera come SAMU Expo? Beh, allora il mercato c'è un po' di calo, è un paio di mesi che effettivamente c'è un calo dovuto a tanti motivi, quelli internazionali ma anche quelli più locali. Pensiamo, non c'è più il 110, non c'è più la 4.0, quindi tutta una serie di cose che sono venute a mancare e di conseguenza questo anche sulla meccanica, sebbene sia sempre l'ultimo ad avere le ripercussioni di scelte fatte, anche noi adesso stiamo risentendo. Fiere come questa possono aiutare, speriamo i contatti, le persone che sono passate in questi giorni, che comunque c'è stato un bel movimento, portino del lavoro alle nostre aziende in modo che si possa ripartire e tornare, non dico ai livelli del 2022 che vabbè sono stati anche troppo, ma ad una perlomeno stabilizzazione del mercato. C'è un aspetto, il rovescio della medaglia delle crisi internazionali, dicono che si stanno accorciando le filiere un pochettino. C'è anche questo fenomeno o anche questo non vale per il suo settore? No, anche noi ormai non si lavora più con programmazioni a lungo, si lavora tutto con programmazioni a breve, ordino oggi e domani voglio avere la roba. Perché da un certo punto di vista i clienti sanno che magari hai meno da fare, quindi di conseguenza dicono dai, non c'è niente da fare, fammi subito la roba. Questo potrebbe essere anche un vantaggio per noi, perché adesso oltretutto con la crisi del Yemen eccetera, chi acquistava in Cina adesso ha un mese e mezzo in più da aspettare, quindi se c'è chi deve vendere subito magari torna a produrre qui in Italia, qui in Europa, e quindi potrebbe essere tra virgolette anche un vantaggio per le nostre aziende. Vi ringrazio perché anche quest'anno siete stati molto numeroso. Noi quest'anno siamo in crescita importante sia con il numero di espositori e di visitatori, penso che l'abbiate visto, toccato con mano tutti i giorni. Vi auguro di concludere al meglio domani la fiera, che sia piena di rapporti da fare e anche di relazioni personali di qualità. E adesso divertitevi, grazie ancora per la vostra presenza, vi aspettiamo ovviamente fra 2 anni. Io ringrazio sicuramente la fiera, ringrazio la Regione Veneto che ha supportato questo bellissimo villaggio di Confartigianato. Io vi dico, sono ulteriormente fiero perché sono a fine mandato regionale e quindi per me chiudere il mio mandato con una fiera che praticamente la reputo nostra in questa maniera qua è importantissima, nel senso che porto le aziende veramente nel cuore. Chi ha avuto modo di conoscermi bene sa che effettivamente è così e mi fa piacere perché avere 40 imprese insomma venete qui a Pordenone per me è simbolo di orgoglio. Per me voi siete la vera forza della Confartigianato, che senza di voi queste cose qui non potrebbero esserci, e creare un villaggio come questo non è, vi assicuro, da tutti. Ci sono sicuramente altre collettive, ma le relazioni che si sono instaurate in questo villaggio negli anni, sia in questo che in altri ambiti fieristici, vi devo dire che è ad esempio un po' per tutte le altre associazioni.